amici Bellini, buongiorno. Non era Nusa, era Musa, un Musa all'improvviso. Ne parliamo e parliamo anche di una serie di novità e di cose. Nathan Gattuso, vari De Bru. Cominciamo. Che risveglio potente quando il Napoli in un giorno fa tutto. Benvenuto Owi Somararung. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Fatemi fare uno shout out perché mi posso prendere una tazzina di caffè, ma con questa tazzina guardate quanto è bellina, dipinta a mano. Ci hanno avviato lo scudetto. Devo fare uno shout out a Nunu Creation. Trovate, vi lascio l'Instagram in descrizione. È stata troppo carina a farmi questo graditissimo regalo. Ci prendiamo un caffè al mattino ricordandoci di essere campioni in Italia, e voi lasciate un like per il mercato che magari prende una via, si sblocca. Vedi per esempio alcuni nomi si fanno vita natural durante. Vedi per esempio Sudakov. Quanti anni abbiamo dovuto dire Sudakov? Lo Celso, perché non è uscito ancora il nome di Lo Celso? E invece alcuni nomi escono in un secondo, si ripete, praticamente quasi fatta, un Musa all'improvviso. E USA è un discorso che a me interessa moltissimo, perché sapete, abitando negli Stati Uniti d'America, avere un giocatore, per questo ci piaceva l'idea di Pulisic, mi sarebbe piaciuto un Anthony Robinson, avevo individuato qualche anno fa il terzino sinistro, scuola inglese che però americano. Insomma, anche a livello di marketing queste cose servono e sono secondo me importanti. E andiamo a parlare di questo ragazzo che, vi dico subito, quelle poche volte che io ho visto giocare a me non è dispiaciuto affatto. Spostiamoci per capire di cosa stiamo parlando. Prima di tutto il discorso degli extracomunitari. Venendo già dal Milan non dovrebbe essere un problema, non dovrebbe occupare un posto tra gli extracomunitari, così ci dicono i regolamenti, dovrebbe avere già tutto a posto. Poi qua si parla anche di una doppia citizenshipità, cioè cittadinanza con l'Inghilterra. Poi lui ha giocato in Spagna, viene perché è scuola Arsenal, ma poi ha giocato nel Valencia. E soprattutto, signori, novembre 29 2002 è quasi un 2003 ed ha quindi 22 anni in questo momento. Dovrebbe rientrare negli under 22 se lo tesseri adesso, non ci dovrebbe essere problema, non dovrebbe occupare nessuno spazio, come d'altronde i vari under che il Napoli ha preso negli anni, all'epoca Kvara, Nathan, Rafa Marino, tutti questi. Lo sapete, no? Che il Napoli ogni anno fa dei colpi che sono in prospettiva, che non è detto che funzionino subito, però non ti occupano un posto nella lista, e questo secondo me è molto importante. Partiamo da questo presupposto. Poi a livello tattico, lo vedete qua, questo è da considerare per me un jolly di centrocampo, perché può fare il centrale, può fare la mezzala, spesso ha giocato anche sulla fascia, è un destro naturale. E nonostante, insomma, l'ho visto poco, però ricordo, se non sbaglio, era la partita di andata contro il Milan, dove la sua posizione in quel caso giocava, se non sbaglio, mezzala sinistra. Insomma, ci metteva veramente in grande difficoltà, ci ha messo in grande difficoltà. Giocatore molto dinamico, fondamentalmente un recuperatore di palloni, non ha una qualità eccezionalissima del calcio, però è anche molto giovane e quindi prospettive di crescere e di migliorare. Non è altissimo, ecco, non è un Billing, è 1,78, però fisicamente è uno che si fa rispettare, onestamente. Vedete, lui la trafila delle nazionali l'ha fatta prima con l'Inghilterra e poi sceglie l'America, sceglie la nazionale americana. Il Milan non lo pagò poco,
perché siamo oltre i 20 milioni. Ecco, sul prezzo secondo me bisognerebbe discuterne, perché forse 20 milioni sono troppi per un giocatore che io individuo come un buon jolly da tenere in panchina e per far rifiatare e per entrare sicuramente nelle rotazioni, nelle rotazioni del centrocampo. È chiaro che se mi chiedete esce Anguissa ed entra Musa, no, là mi sembra una diminuzione, perché Anguissa è un giocatore dominantissimo e Musa invece deve fare un percorso. Però se lo consideriamo come quello che va a sostituire Asa, sotto questo punto di vista io so che se prendono Asa non hai preso nessuno, hai preso un'aria l'aria che metti in panchino, non lo metti, è uguale. Se invece Musa per me può tranquillamente entrare. Uno può chiedere a Conte perché non gliela fai fare questa partita, oppure perché non fai rifiatare dei giocatori che sono stanchi, oppure perché non facciamo un cambio che poi ti può dare quella vivacità, perché un giocatore dinamico corre molto, questo è un giocatore che non si ferma. Quindi sotto questo punto di vista secondo me è un'idea appropriata. Prezzo indicato, se lo chiedete a me, visto quelli che sono i chiari di luna, tra i 13 e i 16, diciamo, 15 milioni secondo me si può fare, è un discorso accettabile e da sfruttare a livello di marketing. Io che seguo il calcio da qui, lo sapete, ogni volta che poi c'è un giocatore americano e viene, non dico pompato, ma c'è un certo hype quando si parla di questi giocatori. Per esempio Pulisic, Capitan America, e quindi quando si parlava del Milan facevano degli approfondimenti al riguardo, e lui sicuramente ha vissuto sotto l'ombra di Pulisic, perché Pulisic ti copre, è molto più importante. Se vi dico la verità, non c'è un grande hype intorno a Musa, perché è un gregario, un giocatore alla Gattuso se vogliamo, e qua ricolleghiamo col discorso della nazionale e ci arriviamo. Per esempio un Busio del Venezia è un giocatore che, avendo un po' più di spunto, magari un po' più di fantasia, spesso ha creato più interesse nei confronti di chi poi copre la Serie A dall'America con Paramount Plus, e quindi Busio Musa bisognerebbe creare tutta una narrazione, una narrativa intorno, e fare arrivare 200-300 magliette qui almeno a New York del Napoli, la scritta Musa, una maglietta particolare per l'America, ve la distribuisco io, mi volete contattare? Valentina, non mi vogliono contattare, vabbè. Li contatto io e prima o poi qualcosa succederà. Salutiamolo, il buon Nathan, che lascia un messaggio molto bellino. Insomma, non posso fare a meno di ringraziare Napoli per aver creduto in me. Insomma, creduto forse quando l'hanno comprato, ma comunque, e per essere stata la mia porta d'accesso all'Europa. Napoli, squadra di passaggio. Ho imparato, ho fatto amicizia e ho amato questa città. Vi seguirò da lontano, ti fanno sempre per i vostri successi. È molto bello, è un messaggio molto bello, senza alcun tipo di rancore, con quell'apertura, quell'amicizia. Ti incontri un'estate, fai un'estate insieme, resti amico, così, e poi ogni tanto ci sentiamo, ti lascio i mi piace. È una cosa carina. Con il Betis che quindi riscatta Nathan, penso che siamo intorno agli 8 milioni e quindi ciao, non è esploso, aspettavamo l'esplosione per rendere il mercato da 10, in questo caso non è esploso. Nel frattempo arriva lui, alto, forte, giovane, italiano, sembra una cosa un po' nostalgica come lo descrivo. Però sì, quando arriva questo tweet, questa fotografia, è praticamente fatta, è post visite mediche. Ovviamente c'è sempre quella cosa di brescianini, ma se salta Marianucci poi ce ne va a piare un giocatore fortissimo, ce ne va a piare a Solette. Come saltò Brescianini abbiamo preso McTominay, ma questo non salta, lo sappiamo che è fatta per Marianucci. Dobbiamo capire sempre cosa ha intenzione di fare il Napoli con la difesa, anche quanti sarebbe interessante sapere quanti difensori vuoi, anche per capire qual è il modulo di base, perché poi abbiamo scoperto che Conte con grande elasticità
non si è fatto il problema di cambiare modulo. È chiaro che sei un pochino costretto anche dal numero di giocatori se vuoi fare delle scelte a lungo termine. Nel breve termine Conte non si è fatto problemi a far cambiare difesa a 3, difesa a 4, una punta, gli esterni oppure 2 punte, insomma siamo pronti a qualsiasi cosa. Qua dobbiamo capire, sappiamo della conferma di Juan Jesus, sappiamo che su Buongiorno si punta forte, capiamo se Marianucci è un giocatore che può rientrare nelle rotazioni, poi mi sono ricordato così, oppure lo vuoi girare, non lo so. C'è un discorso da fare per quanto riguarda che se c'hai già, forse questo arriva al posto di un Rafa Marin che ti ha convinto di meno. Poi dobbiamo capire la situazione Rachmani, perché si insiste su Beukema con prezzi anche importanti, insomma sui 30 milioni, e lì se spendi 30 milioni è anche immaginabile che forse ti stai anche coprendo in caso di offerte importanti per un Rachmani che ha dato molto. Si è preso il secondo scudetto, ha fatto un'annata non buona nell'anno però della disperazione generale, ma nei 2 anni dello scudetto è stato molto performante, e quindi capire, certo, Rachmani-Beukema è una bella coppia da tenere, da alternare eventualmente. Sostituisci Rachmani con Beukema è un altro discorso, e quindi le coppie in questo momento potrebbero essere queste qui, sempre se parliamo, ripeto, di coppie per se ne vuoi 4 di centrali. Se poi hai intenzione di allargare il discorso e pensare a una difesa a 3, te ne servono almeno 6 tra centrali che possono fare il braccetto e giocatori più duttili che magari puoi utilizzare nelle varie zone. Lo stesso Olivera lo puoi adattare, Di Lorenzo non lo adatterei mai, e quindi questa è la situazione. Qua ci stiamo divertendo, il Torre Falanga mi sta aiutando a fare le cose un pochino più professionali, ma lo saprete poi a tempo debito. Insomma, ripeto, 20 milioni mi sembrano un po' troppi, se si può chiudere tipo a 15, è un'operazione che non mi dispiace. Conte ha approvato questo, poi non sappiamo se effettivamente sono frasi fatte, dette così. Se per le 17 è previsto l'annuncio, vabbè, fate conto che è ufficiale, magari ce lo metto nel titolo dopo. Su Beukema abbiamo parlato, si continua a parlare di Gutierrez, lo approfondiamo quando diventa più pregnante, perché se ne parla da tanto, forse troppo tempo. E ultimi dettagli per De Bruyne, sono contratti lunghissimi, una cosa che poi l'ho visto il gol, grazie a tutti quelli che hanno guardato il video di ieri, un bacio. Poi c'erano amici bellini che del gruppo Telegram, ma molto prima, dal Milan mi andrei a prendere Musa che non occupa posti in lista e ha pure qualche gol nelle gambe. D'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora, signori, io non lo dico perché uno vuole portare l'acqua al suo mulino, ma se non state nel gruppo Telegram veramente vi perdete metà del divertimento ed anche delle anticipazioni che alle volte si possono fare, perché ci sono amici bellini di un certo livello, anche di qualche conoscenza. L'ho detto. Insomma, in chiusura, pare che Ranieri non abbia accettato, insomma, non lo so, io dormivo quando si sviluppavano le cose, poi sono arrivate altre notizie. Pioli non sembra perdere quotazioni, adesso si stanno facendo più nomi che riguardano, insomma, gli ex campioni del mondo. Si è parlato di Cannavaro, si è parlato di De Rossi e si parla con una certa insistenza anche di Gattuso. Ora, io mi posso anche spostare, a me Gattuso non è dispiaciuto affatto nella sua avventura a Napoli. Partiamo dal presupposto che è riuscito a sistemare una situazione interna disastrosa, assolutamente ingestibile. Si parla sempre, no? Ancelotti il gestore, non era riuscito a gestire quella situazione là, ed è forse un unicum nella carriera di Ancelotti. 2 domande, fatevele, rispondetevi pure. Però in quel caso Gattuso fu in grado di risistemare tutto, ricompattare tutto, arrivò una Coppa Italia e nell'annata successiva non si fece un grandissimo girone d'andata, ma si fece uno straordinario girone di ritorno che ci portò a pochi secondi dalla qualificazione in Champions. Ricordiamo tutto, ma ce la siamo vissuta proprio intensamente quella stagione là. Insomma, a me non dispiacque, aveva sicuramente bisogno di fare
altre esperienze, di crescere anche lui. Le altre opportunità che ha avuto dopo Napoli non ottime, non grandissimi risultati, però forse per tenere poi unito un gruppo che in questo momento sembra un po' sfilacciato, quello dell'Italia, potrebbe essere una soluzione sicuramente affascinante. Ripeto però, bisogna partire da un presupposto: stiamo parlando dei vertici. Il problema è ai vertici, il problema è un po' tutto il sistema calcio in Italia, e quindi se un Gravina resta comunque attaccato alla sedia, non mi sposto, dovete sempre all'unisono, all'unanimità votate. Se non cambia quello, tu puoi cambiare quanti allenatori vuoi tu, una volta ti andrà bene, una volta non ti andrà bene, però ci dobbiamo rendere conto che intorno a noi le altre nazionali stanno un po' tutte crescendo come strutture, come organizzazione, mentre l'Italia sta perdendo colpi, e quindi la riflessione deve essere fatta bene, profonda, e noi ce la guardiamo, ce la osserviamo e poi la commentiamo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere Musa, se vi piace. Non penso vi piaccia più di Nusa, ma alla fine sempre vengono dagli USA. No, Nusa no, quella è un'altra.